sono ritenuti essere i vertici e gli affiliati delle famiglie mafiose di Cosa Nostra di Licata e Campobello di Licata. Parliamo di 7 persone che sono state fermate all'alba dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento con l'accusa di associazione mafiosa. Si tratta di Angelo Occhipinti, 64 anni, ritenuto il reggente della famiglia di Licata, Raimondo Semprevivo, Vincenzo Bellavia, Angelo Graci, Giuseppe Puleri, Giuseppe Salvatore Spiteri e Giuseppe Scozzari, attuale consigliere comunale, quest'ultimo accusato di concorso esterno. Si è trattata di un fermo indiziato di delitto che è stato eseguito nella notte da oltre 100 carabinieri, principalmente a Licata e a Campobello di Licata. L'indagine, denominata convenzionalmente assedio, arriva fondamentalmente a prosecuzione di una serie di interventi contro l'organizzazione mafiosa che sono stati svolti appunto con l'operazione Opunzia a Sciacca, l'operazione Montagna ad Agrigento ed oggi appunto con l'operazione Assedio a Licata. Colpisce principalmente gli elementi apicali dell'organizzazione diciamo della parte orientale della provincia e viene contestata l'associazione mafiosa armata finalizzata alle estorsioni. Nell'inchiesta risultano indagati, ma non è stato eseguito alcun provvedimento di fermo perché sono già in carcere, anche Vincenzo e Gabriele Spiteri. A ordinare l'operazione, con il nome in codice assedio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con l'aggiunto Paolo Guido e i sostituti Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra. Ad eseguirla oltre 100 militari supportati da un elicottero e da unità cinofile. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamane nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. L'indagine dei militari dell'Arma è partita nell'ottobre del 2017. Sono stati filmati degli incontri segreti e dei summit fra gli elementi di vertice e gli affiliati della consorteria mafiosa. Gli inquirenti avrebbero accertato persino un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania. Documentati gli interessi del sodalizio nel settore delle estorsioni e delle slot machine distribuite dall'organizzazione tra gli esercizi commerciali del territorio. L'organizzazione mafiosa si sarebbe occupata anche della gestione dei parcheggi destinati ai bagnanti che frequentavano note località balneari come la Mollarella di Licata con introiti che andavano dagli 800 ai 1000 euro al giorno. L'operazione eseguita questa notte, secondo gli investigatori, ha di fatto disarticolato le famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata. Davanti a questo ragazzo ci togliamo tutti il cappello, così parlava Occhipinti del figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore. Dai dialoghi captati emergerebbe anche la possibilità di compiere un omicidio, stuccare un licatese proprio su ordine di Riina. La questione sarebbe stata poi alla fine appianata dalla famiglia mafiosa senza spargimento di sangue. Inoltre pare che in una delle intercettazioni captate ci siano anche riferimenti al deputato regionale Carmelo Pullara, 48 anni, eletto all'ultima tornata regionale e oggi membro della Commissione regionale antimafia. È a disposizione nostra, avrebbe detto il boss Occhipinti di Pullara. Le telecamere dei militari sarebbero riuscite anche ad immortalare una passeggiata a braccetto tra il boss Occhipinti ed il consigliere comunale Giuseppe Scozzari. Secondo gli inquirenti, quest'ultimo avrebbe stretto un accordo con il boss mafioso per essere eletto in consiglio comunale nel 2018. In cambio avrebbe garantito la sua disponibilità all'organizzazione in diverse circostanze, sfruttando anche il suo lavoro di responsabile del servizio tecnico dell'ospedale di Licata nonché di influente funzionario dell'ASP di Agrigento. L'aspetto pregnante di questa operazione è quello di aver tolto elementi particolarmente pericolosi sul territorio che quindi attraverso la capacità di assoggettamento che derivava appunto dall'organizzazione mafiosa riuscivano anche a dirimere varie controversie sul territorio. Abbiamo registrato alcuni casi nei quali alcuni elementi hanno chiesto appunto autorizzazioni per compiere dei furti oppure si sono rivolti nel caso di un furto di un ciclomotore o altro.
Le intercettazioni dei carabinieri sono state in parte ostacolate da un disturbatore di frequenze utilizzato dall'organizzazione. Sono in corso attività di decrittazione. Nel corso delle perquisizioni, tra l'altro, questo dispositivo è stato sequestrato, è stato rinvenuto e sequestrato insieme a 30.000 euro che sono ritenuti proventi illeciti delle attività illegali dell'organizzazione. L'operazione dei carabinieri è stata chiamata assedio perché molte attività mafiose sarebbero state organizzate all'interno di un magazzino vigilato da elementi dell'organizzazione e da cani di grossa taglia. Una sorta di fortino, come lo ha definito il comandante provinciale dei carabinieri Giovanni Pellegrino, che è stato espugnato dai militari. L'organizzazione di Licata aveva dei collegamenti, principalmente con quella di Campobello di Licata. I contatti erano molto frequenti, tant'è che sono state registrate, videoregistrate varie riunioni che si sono svolte all'interno di un magazzino che era stato individuato, nel corso delle quali venivano trattati appunto argomenti strategici sia per la gestione degli interessi economici dell'organizzazione, ma anche un po' quelle che devono essere le regole nell'ambito appunto di una sorta di controllo del territorio.